dalla OP di Trapani ai Solegadi ci è arrivato qualche bellissimo tonnetto, palamita anzi esattamente. Tonnetto è la macrofamiglia, ecco, si può dire, noi li chiamiamo così in generale, la lunga, il tombarello, la palamita, sono tutti più o meno della stessa famiglia e vanno tutti bene per questa ricetta. Oggi la facciamo con la palamita. Sì, allora oggi proponiamo un semplicissimo stufato, però metteremo appunto il pesce in questo stufato e in questo caso abbiamo la nostra palamita che, come vedete, è stato anche sfilettato, perché così ci verrà più semplice poi tagliarlo a pezzetti e metterlo nel nostro stufato. Assieme all'ingrediente principale abbiamo poi la salsa di pomodoro, la passata. Qui abbiamo delle erbe aromatiche ed in particolare del prezzemolo e della buonissima menta. Poi abbiamo la cipolla per preparare il nostro soffritto e qui, come vedete, abbiamo lo stesso pesce già tagliato a tocchetti, pronto quindi per il nostro stufato. Quindi procediamo. Prendiamo la nostra cipolla che andremo a tagliare per il nostro soffritto in piccoli pezzettini. Ricordiamo che tutto il pesce che noi andiamo ad utilizzare nelle nostre ricette è tutto pesce pescato seguendo le normative e con i giusti attrezzi di pesca, giusto? Nel rispetto assoluto del mare e della riserva. Facciamo il nostro trito di cipolla. Si può fare con il cutter, più velocemente. Sì, se avete voglia a casa di utilizzare un attrezzo, un mix, un cutter, insomma, potete anche farlo prima. Cutter, dai. Ma dipende, sai, a me piace toccare la materia prima, sentirla, la sento, cioè proprio farla nascere fin dai primi passaggi nelle mie mani. Andiamo a metterla nella pentola. Ok, mentre la nostra cipolla continua a rosolare, prendiamo il nostro prezzemolo che andremo ad aggiungere al soffritto. Lo tagliamo anche questo finemente e lo andiamo ad aggiungere alla cipolla che nel frattempo sta rosolando nella nostra pentola. Una volta che la cipolla è rosolata per bene, quindi è bella appassita e ha preso il colore giusto, andiamo ad aggiungere il nostro tonnetto, la nostra palamita tagliata a pezzettoni. E lo facciamo rosolare per bene, in modo che prenda colore. Una volta finito di rosolare il pesce, andiamo a aggiungere la nostra passata di pomodoro. Ok. Sale e pepe a insaporire il tutto. Noi abbiamo aggiunto 2 foglioline di menta per insaporire ulteriormente il nostro stufato e a questo punto lo lasciamo cuocere. Stufare, esatto, fino a quando non sarà stufo di cuocere, per circa 40-45 minuti a fuoco molto basso. E attendiamo che si finisca di preparare il sugo. Nel frattempo di là stiamo preparando la nostra pasta. Oggi proponiamo la busiata, che è la tipica pasta fresca del nostro territorio e che qui vediamo in una forma, o meglio in un colore particolare. È un po' più scura rispetto a quella che trovate di solito in commercio, perché è stata fatta con il nostro grano antico, il grano di Tumminia.
Ecco, la busiata è pronta. Perfetto, e allora la andiamo a unire al nostro sugo che ormai ha raggiunto la sua cottura. Mettiamo qua il coperchio, mettiamo la pasta e andiamo a amalgamare il tutto. Una volta che è ben amalgamata andiamo ad impiattarla. Che profumo di menta che arriva. Ok, andiamo a prendere il sugo che mettiamo sopra. Possiamo mettere della menta a decorare e a profumare ancora di più il nostro piatto. Questo è il piatto pronto, ma volendo, se vogliamo aggiungere un tocco in più alla nostra preparazione, possiamo aggiungere quella che noi qui chiamiamo la mollica atturrata, che è semplicemente della mollica di pane raffermo che viene fatta saltare in padella con un po' d'olio, e se volete potete ancora di più arricchirla con l'aglio rosso di Nubia magari, che gli darà ancora di più un maggior profumo, un maggior aroma, e l'andremo così a mettere sulla nostra pasta, dando al piatto qualcosa in più. E il piatto è pronto. Ma questa meraviglia quanto ci costa? Guarda, questa meraviglia costa davvero poco, perché siamo intorno a 1,20 € a porzione. Tra l'altro questo è un piatto unico. Sì, questo è un piatto unico che ci permette così di avere sia un primo che un secondo, perché abbiamo i nostri tocchetti di pesce che vanno ad arricchire il piatto. Quindi buon pescato siciliano. Buon appetito!